Dopo il super spot si va in partenza con la prima, il gioco è già chiuso, 11 partecipanti al via, il favorito al totalizzatore è Jim Beam, alle quote fisse sul campo invece Davide Ama, questo sicuramente certifica il fatto che si tratti di una corsa molto molto aperta. 11 al via che si dispongono dietro le ali dell'autostart, speriamo questa volta vada tutto bene. Ripetiamo un attimo il campo partenti: Diamond Horse, Dozar, Jim Beam, Dante BF, Davide Ama, Dollaro Light, Dalida Band, Emi Salter, Dubai Step, Delfo Digea, Dancing Queen, Font. Questa volta è il 3 di Jim Beam a partire molto piano e allo stacco è veloce Diamond Horse che cerca di difendere lo steccato dall'attacco esterno da parte di Davide Ama, che con Alessandro Gocciadoro prende l'iniziativa. All'esterno rimane Dollaro Light, mentre allo steccato c'è Dozar, il quale precede lungo i birilli Dubai Step, partita bene, mentre muove subito in mezzo alla pista Dancing Queen Font. I primi 200 metri in 15,4 con Davide Ama all'avanguardia. Avanza al largo Dancing Queen Font che si porta aria in faccia a tiro dei primi. Lungo lo steccato Diamond Horse precede Dozar e Dubai Step. La seconda pariglia ora per Dollaro Light, mentre prova a cogliere la terza Jim Beam, che ci ha messo un po' a mettersi sulle gambe. Cerca di trovare la camminata giusta all'allievo di VP. 31,1 per i primi 400 metri di corsa con Davide Ama che controlla il comando. Diamond Horse lo segue, Dancing Queen Font si impegna a largo trascinandosi Dollaro Light, poi ancora Dozar accanto a Dollaro, quindi Dubai Step con a destra Jim Beam, poi gli altri con il galoppo da parte di Delfo Digea. 1,1,9 per i primi 800 metri di corsa e si va verso il chilometro che Davide Ama si appresta a completare all'avanguardia in 1,17,8 con una frazione in 15,9. Davanti alle tribune non cambia nulla se non che Dancing Queen Font prova ad avvicinarsi ulteriormente a Davide Ama, il quale mantiene sempre però la sua bella lunghezza tonda di vantaggio. Trova la camminata ora Jim Beam che aggira Dollaro Light e cerca di portarsi a tiro dei primi. Davanti alle tribune un 15,3. Davide Ama in vantaggio, Diamond Horse nella sua scia, in mezzo alla pista Jim Beam che deve aggirare, Dancing Queen Font, 15,8 per la curva di destra. Ora Jim Beam prova ad andare a riprendere Davide Ama, il quale ha guadagnato 3 lunghezze sullo slancio. Jim Beam si impegna, poi Diamond Horse in terza posizione a precedere Dozar, il miglio passato in 2,4 con una frazione in 15,1. Davide Ama in fuga da Jim Beam, poi Diamond Horse alle prese con Dozar per il terzo posto, gli altri molto più indietro. Davide Ama in vantaggio, adesso però Jim Beam si fa intensifica l'attacco all'esterno, 15,7 per la piegata conclusiva, segno che Davide forse è un po' stanco. Jim Beam che ci prova, Davide che cerca di riprendersi con l'avversario a destra, Davide Ama che riparte sotto la spinta di Jim Beam che ci prova all'esterno, ma Davide controlla l'avversario e sul traguardo Davide Ama vince nei confronti di Jim Beam. Al terzo posto è Diamond Horse a precedere Dozar, al quinto posto Dante BF. 2,34,6, 1,17,5 il ragguaglio cronometrico. Si apre la stagione del Savio nel segno di Davide Ama, Alessandro Gocciadoro da catch driver per Mattia Ricci, Nicolò Iovinella la scuderia Jumping. La prima vittoria al sesto tentativo per il figlio di Oro Puro Bar Principessa Ama, che aveva sempre sbagliato fino ad adesso. Oggi fa percorso netto e vince tenendo in rispetto Jim Beam, che corre bene per il secondo. Il terzo è l'1 di Diamond Horse, 5-3-1, l'ordine d'arrivo molto probabile della prima corsa dal Savio di Cesena.